stato miracolato per arrivare verso poppa, dove era tutto distrutto. A poppa c'erano morti per terra, feriti che gridavano. Una cosa che fa un orrore era. Cadaveri da tutte le parti, pezzi di carne umane appiccicate alle strutture della nave. Quindi sangue, persone bruciate come tizzoni affumicati. Mi cascò ai piedi un ragazzo della Tuga e c'aveva il salvagente. E dissi, Dio uomo, se tu sei morto il salvagente lo prendo io. Insomma, riuscì a strappargli il salvagente, ma le mani mi si stavano rattrappendo però per via delle bruciature. Poi passò il mio amico Dante, gli dissi, Dante, dammi una mano, io ho le gambe rotte, non mi posso muovere. Invece lo tirò a dritto, poi dall'altra parte. E poi passò il signor Medenic. Medenic era completamente bruciato. Allora gli dissi, Medenic, si metta qui vicino a me, che guardiamo se ci si salva tutte e due. E insomma, poi passò il comandante Incisa della Rocchetta, il marchese, che anche lui era dei pezzi da 90, anche lui era tutto bruciato. La nave, mano a mano che si girava da destra, il mare saliva. Venne un colpo d'onda e mi portò via. Quando sono arrivato in coperta, l'acqua bagnava già il trincarino. Era già inclinato che bagnava il trincarino. E c'era un amico lì così, mi dice, Brasile, io non sono tale, come faccio, come faccio? Ho detto, ce l'hai il salvagente? Sì che ce l'ho. Allora metti il salvagente e vieni dietro di me. Eravamo l'acqua, era già coperta. Mi sono buttato a mare, però non mi sono più ricordato che era dietro di me. Come ho toccato l'acqua, non mi sono più ricordato. E ce n'erano tanti, ma tanti galleggiavano con la testa ciondoloni. Poi mi passò uno accanto che conoscevo e sapevo che non sapeva nuotare. E vedi, stava a galla. Ma sì, senti un po', come tu fai a stare a galla se non tu noti? C'è sta zitto, non mi dice, c'ho un morto fra le gambe. C'ero una zattera di salvataggio, ma era stracarica. Mi sono aggrappato un po' lì così, però su a bordo non potevo andare sulla zattera perché c'era troppo pieno. Ho visto una nave in lontananza. Quando ero lì così, mi sono girato verso la nave oramai era già sbandata. Verso le 8 la sera, sempre con un occhio solo, avvistai una motolancia che era del fuciliere. Quanto fiato avevo in gola e quanto ne tirai fuori. Aiuto, sono qui, sono qui. Mi sentirono fortunatamente e vennero a prendermi. Mi dissi, ragazzi, fate piano, ho le gambe rotte. Invece mi presero, boom, mi buttarono dentro. Poi a momenti non si poteva stare a fare tanti pianistei. L'ho vista com'era sbandata, che l'avevo lasciata io, la sbandata di 30-40 gradi. L'ho vista poi capovolgersi completamente. Capovolta, e tutta quella gente che ancora pullulavano a bordo della poppa, sono state tutte travolte e ormai nessuno si è salvato. È stato un momento proprio brutto. Si vedeva le eliche sopra come i marinai aggrappati e la prua dall'altra parte. È stato un coso proprio... E tutta la marina lì, da Casselsardo sino a Stintino, era piena di cadaveri. Cadaveri, molti erano bruciati, deformati, eccetera, riconoscibili. Molti invece non c'avevano niente, sani, integri. C'erano delle piccole ferite alle gambe, eccetera, e cose, morti dissanguati, perché purtroppo non sono stati soccorsi. E molti sono morti dissanguati a mare, perché la ferita non cicatrizza in acqua. Sono morti per quello, con ferite insignificanti, che bastava un punto o solo una semplice fasciatura. Sono le 16:10 del 9 settembre 1943. Tutto è finito. La Roma, la nave più grande che la Marina italiana abbia mai avuto, scompare negli abissi portando con sé 1391 marinai e ufficiali, l'ammiraglio Bergamini e il comandante Adone del Cima. Le vicende belliche sono lontane e della regia nave Roma restano solo i racconti dei marinai. I nostri marinai si lanciarono in acqua gridando viva la Roma, viva l'Italia.
La corazzata Roma era bellissima, aveva degli armamenti speciali che io penso che nelle altre navi non c'era come precisa come la Roma. Per me era la seconda casa, l'ho vista, mi emoziona, l'ho vista nascere e l'ho vista morire. Mio nonno praticamente se n'è andato, è semplicemente tornato sulla Roma. Questa nave, che sembrava così indistruttibile, che non c'era niente che potessi affondarla, si è fatta in 2 tronconi. Prima è andata a fondo la prora e poi la poppa. E qui è come se avessi perso una parte della mia vita. Avevo 20 anni. Avevo 20 anni e non c'era nessuno che mi aiutava. E sono rimasto lì 4 ore a vagare su questo mare. Il mare di Sardegna l'ha inghiottita e nessuno l'ha più vista da quel tragico pomeriggio di settembre. È l'unica grande nave affondata nel secolo scorso a non essere stata ancora raggiunta negli abissi. Possiamo solo immaginarla attraverso una ricostruzione videografica, con le sue dimensioni enormi, le armi coperte dalle incrostazioni e il nome ancora leggibile sulla fiancata. E tutto ciò aggiunge altro mistero alla sua storia. Una sola cosa è certa, che giace laggiù, nel blu intenso del mare di Sardegna, forse a 500 metri di profondità e a circa 16 miglia a nord di Castelsardo, con l'ammiraglio Carlo Bergamini, 1391 marinai e ufficiali, e con Adone del Cima, il loro comandante.